questa giornata. Con noi abbiamo Soul Altair e Assassin's Creed. Dead. e volete parlarci un po' dei vostri personaggi? Io Soul è un'arma, quella che viene rendita da un maestro d'arma, e mangia uova di Kishin per cercare di diventare una falce d'arma. Io invece sono protagonista di Assassin's Creed 1 e niente, il maestro assassino, Altair, il capo della giunta di assassini. Uccido templare. Io sono un adepto della Gilda che mi hanno reclutato dai suoi comandi. Il mio è un personaggio di internet, protagonista di fumetti. Ok, allora, andiamo a noi. I vostri cosplay sono fatti da voi, li avete pagato a mano, li avete acquistati su internet? In parte sono acquistati, in parte sono fatte da me, per esempio le scatole sono fatte da me, il costume l'ho comprato e poi l'ho dimenticato. Ho fatto delle modifiche, tipo pantaloni ristretti, mi sono cercato di 25 volte. E altri cosplay che avevo gli altri giorni li ho fatti quasi interamente da me e poi insomma dipende. A che giorni hai fatto? Ieri ho fatto Squall di Fantasy 8, versione di sito, ieri l'altro ho fatto Kakashi di Naruto e poi domani, dopodomani riporterò Squall Solo. Gli occhi? Vedo solo gli occhi tenete al rosso, quindi penso mentre contatto. Su internet. Te? Altair? Diciamo? Io l'ho fatto completamente io, praticamente la tunica è stata presa da una tovaglia, questi l'ho fatti fare da una sarta, questo l'ho fatto con il legno e niente. Anch'io ho fatto tutto a mano, da me, cucito, tovaglia, questi sono tutti La acquistati. mamma sarta è facile però, Allora, Avendo la mamma salva. c'è il trucco, via! Diciamo c'è un piccolo trucco. Poi questi i gadget l'ho acquistato da festa medievale. Io invece questa è una maschera di chef, quindi l'ho semplicemente modellato e poi il vestito ce l'avevo. Pensieri sul cosplay, consigli, pensate farne altri? altri ovviamente. Consigli? Ovviamente vabbè dei personaggi che vi piacciono e cercare di essere anche più o meno fisicamente il più simili possibile a un determinato personaggio e poi di fare cosplay comunque sia divertendosi senza magari prendersela troppo sul serio, diciamo, senza magari aversi una maglia se si ricevono commenti negativi da altri, prenderla sportivamente. Voi avete niente da aggiungere a quello che il vostro amico? Non ridursi all'ultimo, non ridursi mai all'ultimo, iniziare da un po' prima, io l'ho fatto in 2 giorni. Tanto non serve a niente, si finisce sempre tutto all'ultimo. Normale, così da sempre. Ok, vi ringrazio ragazzi, grazie mille per la disponibilità. Grazie. Ciao. Ecco oggi abbiamo finito.